Di fronte il miglior attacco del girone, Rieti, 59 gol fatti, contro la seconda miglior difesa del campionato, Nuorese, 20 reti al passivo, è iniziata Rieti-Nuorese, valevole per la 13ª giornata di ritorno. A dirigere l'incontro il signor Mario Saia di Palermo, fischietto che alla fine risulterà davvero ininfluente sui tanti gol segnati, al cospetto di un discreto pubblico stimato nell'ordine di oltre 1000 unità. La prima azione è sarda, atterrato Capitan Cadauda di Bari, dai 22 metri, Molino calcia alto. Ancora pericolosa la Nuorese al 13° con Molino, che impegna Kucic leggermente sorpreso. Al 15° clamoroso fallo su Valeri, ignorato dal signor Saia, suscitando furiose ire verbali dai tifosi retini. 3 minuti più tardi, palla gol Rieti, intervento strepitoso di Frasca, numero 1 Nuorese, che mette in angolo. Al 28° il gol dei sardi, pallone scodellato in area da Molino per il centravanti Curcio, che con un pallonetto scavalca Kucic. In pieno recupero, per poco Curcio non beffa Kucic, con un tiro da oltre 40 metri. Con le immagini di Alessandro Montagnier inizia la ripresa, che sarà ricchissima di gol, addirittura 5. Al 6° primo cambio in casa Rieti, esce Luciani per far posto a DM. Al 9° a dire il vero Rieti pareggia con De Martis, ma l'arbitro, su segnalazione del collaboratore di linea, annulla per fuorigioco. Al quarto d'ora, secondo cambio in casa Rieti, Mister Paris cambia ancora, entra Tiziano Tiraferri per Lorenzo Trillò. Un minuto dopo esce nella Nuorese Capitan Cadao per l'ingresso in campo del numero 15 Pusceddu. Al 25° raddoppio Nuorese, da un angolo palla al centro, dove Mirko Di Nardo, su respinta di Kucic, ribadisce in rete. Ultimo disperato cambio in casa Rieti, esce di Bari un difensore per un attaccante, Francesco Marcheggiani. Terzo gol della Nuorese al 31°, segna Facundo Lizasu dopo una bella azione dei sardi sulla fascia destra, proseguita con una traversa e ribattuta in rete dal numero 16 sardo. Le squadre si allungano e inizia il festival delle occasioni e dei gol, ben 3 in 8 minuti. Al 39° accorcia le distanze Luigi Scotto, riprendendo una corta respinta di Frasca in piena area. Un minuto dopo arriva il quarto gol della Nuorese con la maglia numero 15 Alessandro Pusceddu, è a realizzare il poker. In pieno recupero al 48° è ancora Luigi Scotto a segnare la rete del 2-4. Una doppietta inutile al termine di una gara stregata, anche e soprattutto perché le notizie dagli altri campi non sono buone. Ora la classifica recita Arzachena prima a 64 punti, poi Rieti e Monterosi a 61, con l'Ostia Mare ancora in vita a 59. Tutto questo a 4 giornate dalla fine, in un finale thrilling degno di un bravissimo regista di film dall'esito imprevedibile.